Amici dell'Hockeypista, buonasera, bentrovati al Palazzo Maschili di Seregno, 11ª giornata del campionato di Serie A2, vede opposte il Breganze e i padroni di casa del Seregno, Breganze in maglia nera, Seregno schierato con maglia bianca con inserti verdi. Agli ordini dell'arbitro Edoardo Pigato saranno impegnati i seguenti giocatori per il Seregno: 21 Alberio, 4 Cirino, 36 Febbo, 3 Fiazza, 19 Tessarolo, 37 Trabattoni, 33 Tremolada, Marco, l'unico disponibile in questa giornata, 30 Vaghi, 10 Dimone il portiere e 12 l'altro portiere Leonardo Reggio. Vediamo, sarà Dimone il portiere schierato per l'occasione da Luca Giaroni. Dall'altra parte Breganze a Referto, 24 Giuseppe Tagliapietra, 13 Antonio Tagliapietra, 16 Lanaro, 27 Giovanni Tagliapietra, 28 Battaglin, 31 Barbieri, 64 Grazian, 87 Volpe, 88 Costenaro e 19 Battistini. Battistini il secondo portiere, il primo portiere dovrebbe essere Tagliapietra. Già subito un problema. Il portiere del Breganze è il numero 25, che non è sul referto, ma pensiamo sia Giuseppe Tagliapietra. Partiti, subito Breganze in avanti, subito Dimone impegnato. Partenza rapida di Breganze, vediamo i quintetti: Seregno, Dimone, Cirino, Fiazza, Tessarolo e Tremolada. Breganze con Giuseppe Tagliapietra, 31 Barbieri, 88 Costenaro, 87 Volpe, e ce ne manca uno, ed è gol! Ed è gol, mentre noi eravamo qui a capire chi mancava all'appello ed era il numero 28 Battaglin. È andata in gol Breganze, primo gol, numero 31, mi c'era di aver segnato Ettore Barbieri. Numero 31, quindi si è giocato da 1 minuto e 1 secondo e Breganze è già avanti per 1-0. Partiti di gran lena i giocatori veneti. Ed ecco subito l'occasione per Fiazza. A 1 centimetro dalla porta non arriva il tappin vincente. Ed è ancora Breganze. Mentre il gol, con diciamo beneficio non è di Battaglin ma è di Volpe, quindi diagonale da sinistra che ha sorpreso Dimone. Breganze parte con un gol di vantaggio. Seregno subito in avanti con Tessarolo, ma è Breganze a ripartire. In mezzo, confusione in mezzo all'area, il lancio di Volpe, non ci arriva Battaglin, c'era Barbieri, scusate. Breganze è partito di gran carriera, i veneti vogliono alzare il ritmo, Seregno accetta la sfida, sfida tra 2 formazioni estremamente giovani. Tutti giocatori nati nel terzo millennio in pista. Il tiro è di
Volpe, la palla si impenna sul rimpallo. E sarà contesa alla destra di Dimone. Si parte con calma, 2 minuti e 30 giocati. Già diverse occasioni da tutta una parte e dall'altra. Il tiro, molto bello il tiro di Battaglin. Si perde alla sinistra di Dimone e riparte il Seregno. Cirino, Tessarolo, Fiazza controlla il centropista, dialoga con Tremolada, si propone Tessarolo sulla sinistra, azione personale di Tessarolo, non trova Spiragli per la conclusione, allora ci prova Fiazza, il tiro da lontano, la parata di Tagliapietra, 3 giocatori con il cognome Tagliapietra, ho in pista solo il portiere per il momento, ed ecco, incredibile errore, spreca Tessarolo, assist al bacio di Fiazza, Tessarolo a 1 metro dalla porta, la spara alta, anzi c'è una deviazione, la palla è ancora del Seregno, Tessarolo imposta da lontano, lancio completamente sbagliato di Tessarolo, Costenaro, Barbieri, l'arbitro fischia un fallo contro Berganze, interrompendo l'azione dei Veneti. Può ripartire il Seregno, l'arbitro risolve una situazione che per il Seregno stava diventando complicata, Fiazza sulla destra, la mette in mezzo, una piccola deviazione mette fuori gioco Tremolada, ancora Tremolada in angolo, alla fine Tremolada perde la palla, esce Costenaro, il lancio di Costenaro non è esattamente preciso, si gioca a grande velocità, la precisione è quello che è, grande conclusione di Cirino, ottima la risposta di Tagliapietra, Volpe va a franare contro Dimone, niente di fatto, Tremolada cerca all'indietro dove non c'è nessuno e Barbieri decide che è il momento di andare con calma e parte la manovra ragionata del Berganze, Barbieri lanciato da Volpe, si impenna la palla di Barbieri, molto interessante l'inserimento verticale in centro all'area di Barbieri, che ha seguito la verticalizzazione di Volpe. Si vedono cose gradevoli in questa partita, precisione magari non eccezionale, ma buona velocità. Berganze in vantaggio per 1-0 quando sono passati già 5 minuti. Tremolada troppo lento nella decisione in mezzo all'area, Costenaro, Barbieri si invola sulla destra, cerca uno spazio che non c'è, perde la pallina, si lamenta ma intercetta col pattino, l'arbitro esce a correre, duello tra Battaglin e Tremolada in angolo, l'arbitro dà ragione al Veneto, era Barbieri, scusate, in angolo, e quindi dopo 5 minuti e 30 arriva il primo momento per parlarci sopra. L'allenatore del Seregno, Luca Geroni, 19, sì. Dai, è un vino. Abbiamo Tessarolo questa sera in pista che beneficia di minutaggio importante, dovrà sostituire l'assente Luca Tremolada. Tessarolo, ragazzo veneto che è a Milano per studi. 5:30 giocati,
Vediamo se Giaroni avrà le parole magiche, troverà le parole magiche. Certo non è semplice iniziare una partita in salita. Quindi si riparte dall'angolo a sinistra di Dimone, Barbieri e Battaglini sulla pallina. Barbieri dietro la porta, Battaglini tenta di buttarla in mezzo, libera Tessarolo. Cirino in patinata veloce, poi la butta in mezzo. C'è un rimpallo tra Tremolada e Battaglin. La palla esce, dice l'arbitro che è l'ultimo tocco di Tremolada e quindi può ripartire ancora Breganze. Barbieri, Battaglin, Barbieri dialogano sulla destra. Costenaro si propone sul binario di sinistra, lo contiene Cirino, si accentra Costenaro, Barbieri, no, Battaglin, scusate, un attimo di incertezza nell'azione di Breganza che poi fa lanciare Barbieri in mezzo. Sbroglia tutto il Seregno, riparte, Fiazza resiste alla carica di Barbieri e però è Tessarolo che ora dovrà liberare, non ci riesce. Vediamo Breganza, Costenaro, Barbieri, Volpe cerca di metterla in mezzo, arriva Fiazza, sgombra la situazione e può riprovare con una nuova trama offensiva a Seregno. Il tiro di Fiazza che beneficia di un blocco di Tessarolo. Dopodiché il rimpallo, l'azione di Tagliapietra a liberare non è regolamentare, quindi sarà ancora Seregno. Tessarolo, Fiazza, Tessarolo, il tiro di Tessarolo, la parata di Tagliapietra, intervento plastico non difficile ma bello vedersi. Cirino nella selva dei Veneti si perde, contropiede del Breganze, Costenaro tenta di servire Barbieri, scusate, il palo di Barbieri, poi il fallo di Costenaro e sul capovolgimento di fronte Tessarolo troppo frettolosamente conclude lontano dalla porta e ancora Breganze, tiro di frenesia di Tessarolo, libera ora Dimone con azione da pallavolo. Ancora Breganze, libera ancora Dimone, occasione favorevole per Seregno, Fiazza sulla destra, Fiazza, ora dietro la porta, sono piazzate sia la difesa che l'attacco, arriva Cirino che la butta in mezzo, la palla non trova nessun tipo di deviazione ma è ancora sulle stecche dei giocatori di casa. Tremolada, azione istintiva di Tremolada, il tiro, Tagliapietra è reattivo anche sul rimpallo di Cirino, molto intraprendente questo portiere in uscita, ma è ancora Seregno, tiro di Tessarolo, la deviazione, la palla finisce larga. Ancora Seregno, Tremolada, tenta l'azione tambureggiante ma viene rimpallato il suo tiro e sono quasi 10 minuti di questa partita quando esce
Marco Tremolada e Giaroni gioca la carta di Riccardo Alberio. Vediamo se il capitano riuscirà ancora un rimpallo in mezzo all'area, libera Tagliapietra, contropiede del Breganze, troppo altruistico in questa occasione Barbieri. Piazza, Cirino, il tiro di Cirino, la parata di Tagliapietra, non c'è un attimo di respiro? Costenaro, fermato Volpe, rimorchio, Cirino, tenta una cosa, si complica la vita, alla fine la conclusione si rivela molto difficile, non arriva, ed è ancora Breganze. Ottimo l'intervento di Fiazza su Volpe, vediamo Fiazza, finta il tiro, poi ci ripensa. E forse arriva il momento di Edo Febbo, che entra in pista del Seregno al posto di Tessarolo, lo cerca subito Cirino, ma Battaglin recupera, poi il tiro, un tiro abbastanza velleitario, ma è ancora Breganze. Partita davvero gradevole, non c'è un attimo di respiro, qualche imprecisione, ma sempre tentativi di fare cose ben fatte. Volpe cerca di sorprendere Dimone da una posizione improbabile, Dimone non si fa sorprendere, riparte Cirino, Cirino attenta al giramento, alla fine con le buone e più con le cattive recupera Breganze, ma Cirino non è morto e quindi è ancora Seregno. Quasi 12 minuti giocati, conduce Breganze una rete a 0, conduce una partita, ripetiamo, dal ritmo alto e gradevole a vedersi. Fiazza perde palla, la recupera Febbo, controllo non preciso di Fiazza, ma con la collaborazione di Dimone Seregno può ripartire. Fiazza sulla destra, tenta il tiro, para Tagliapietra ed è ancora un nuovo capovolgimento di fronte. Battaglin, Fiazza lo ferma con perfetta scelta di tempo, vediamo Fiazza sceglie male il passaggio. C'erano due giocatori del Seregno liberi agli angoli e Fiazza sceglie il terzo angolo. E questa volta è Breganze. Gabriele Tiella decide che è il momento di parlarci sopra. Sì, già abbiamo scollinato la metà del primo tempo. Il gatto sarà Veneto. Allora, scollinato anche il primo tempo, la prima metà del primo tempo. Vediamo, le squadre sono pronte a rientrare. Vediamo se c'è qualche avvicendamento in pista. Sì, vediamo che Breganze getta nella mischia il numero 16 Lanaro e il numero 27 Giovanni Tagliapietra. Con due Tagliapietra in campo faremo sicuramente più confusione di quanta non ne abbiamo già fatta finora. Chiediamo sin d'ora scusa
ai giocatori, ai loro familiari e a tutti quelli che li conoscono, nonché a tutti voi telespettatori. Piazza e Giuseppe Tagliapietra interrompe anche questa manovra. Febbo sul binario di sinistra, davanti a lui c'è Lanaro, Cirino, Piazza, perde palla malamente il Seregno, riparte Breganze e Alberio travolge Giovanni Tagliapietra. Alberio frana addosso a Giovanni Tagliapietra, i due fanno a sportellate e l'arbitro giustamente assegna fallo contro la formazione di casa. Giovanni Tagliapietra, Alberio gli chiude la strada e allora riparte da dietro. Costenaro può tirare, preciso Dimone nell'intervento, ben piazzato, contropiede è una parola che abbiamo detto spesso in questi 14 minuti, abbiamo naturalmente avuto ragione di dirla. Situazione ora in angolo. Alberio e Cirino sulla pallina. Febbo. Piazza. Il tiro di Piazza non è preciso. Ancora sportellate Alberio in mezzo all'area. Alberio all'andata fu espulso in una maniera strana. L'impressione è che lo stiano un po' cercando i giocatori del Breganze, stiano facendo in modo di cercare Alberio. Vediamo se il capitano riuscirà a mantenere i nervi saldi. Intervento deciso questa volta di Alberio, regolare, su Lanaro. Febbo. Alberio in mezzo all'area. Lo ferma Volpe, contropiede del Breganze. Franano tutti addosso alla porta di... Il tiro di Piazza! Doppia conclusione di Piazza, ottima la risposta di Tagliapietra. L'attenzione di molti però era rimasta sulla porta di Dimone, che si era spostata di almeno 1 metro dalla sede naturale. Franati addosso 2 giocatori. 10 minuti di 9:30 da giocare ancora. Vediamo Seregno che imposta. Il tiro di Piazza. Comincia a vedersi anche qualche colpo duro da una parte e dall'altra. Lanaro. Costenaro. E la conclusione di Giovanni Tagliapietra, grande riflesso di Dimone. Azione di forza del Breganze. Cirino. Tenta di abbassare un attimo il ritmo il Seregno. Cirino. Febbo. Tenta la diagonale, non trova lo spazio per il tiro, lo chiude bene Volpe. Perde palla Febbo. Lanaro arriva a Volpe a rimorchio.
Ottima la conclusione di Fiazza che agevola l'intervento di Limone, capovolgimento di tiro di Fiazza, troppo frettoloso, la palla si alza, chiede la deviazione Fiazza, deviazione che l'arbitro non ravvisa e quindi si ripartirà Breganze. 8 minuti ancora a giocare in questo primo tempo. L'arbitro sta dicendo ad Alberio, sta richiamando Alberio a richiamo formale per Alberio. Giarroni capisce che è il momento di mandare il capitano a sedersi. Richiamo verbale, warning come direbbero quelli che sanno l'inglese. Noi non apparteniamo alla categoria, siamo al richiamo verbale. Otto minuti a giocare, momento di confusione, vediamo Piscitelli e Giarroni, la panchina del Seregno, stanno dicendo qualcosa all'arbitro. Non riusciamo a capire il tema della protesta. Comunque si riparte, Breganze, Costenaro, partita ha vissuto qualche minuto di nervosismo, vediamo se si torna a incanalare sulla fluidità dei primi 15 minuti, diciamo a beneficio dello spettacolo, sia di chi è qui sia di chi la vede da casa. Fiazza, alla fine il lancio è utile per Febbo, mani addosso di Costenaro su Febbo e fallo. E quindi sarà punizione per il Seregno. Febbo. Cirino perde la pallina, la recupera, tenta l'azione personale, 10 secondi, non varca in tempo, Cirino si era rifugiato nella sua area, non aveva passato la frontiera in tempo, quindi è infrazione contro il Seregno, riparte Breganze. Giovanni Tagliapietra, Costenaro, tenta l'azione eccessivamente personale Costenaro, Volpe la butta in mezzo, perde pallina Lanaro, Seregno ancora in fase di impostazione, Cirino, binario di sinistra, Cirino per Febbo, tenta la conclusione Febbo, Tremolada intercetta la conclusione e involontariamente rilancia il contropiede dei rossoneri, più neri che rossi in divisa questa sera di Breganze. Ancora Breganze, gioco un po' più farraginoso in questa fase, Costenaro perde la pallina, brutta azione di Costenaro, intanto Costenaro ha mosso la stecca in un modo pericoloso per Febbo, dall'altra parte Giovanni Tagliapietra ha sbrogliato l'azione difensiva, Tiella ha comunque richiamato Costenaro in panchina per fargli prendere fiato ed è rientrato Barbieri. Oh, scusate, Battaglini. Il tiro di Fiazza, rimpallato da Giovanni Tagliapietra.
E poi c'è il fallo di Piazza su Giovanni Tagliapietra lanciato. Ultimi 5 minuti. Ultimi 5 minuti. Azione personale di Volpe, che ha cercato l'angolo impossibile cadendo. Febbo! Non era proprio un lancio, era un lancio preciso ma molto violento quello di Tremolada, difficile da controllare. Ancora Cirino, vediamo. Fallo di Battaglin su Cirino. Sarà punizione al limite dell'area in favore dei giocatori in maglia bianca. Si scusa Battaglin con Cirino. Incidente chiuso, ma palla appannaggio del Seregno. Cirino appoggia a Febbo. Febbo scarta Battaglin ma si porta molto all'esterno. Poi aggira la porta. Tenta di servire Tremolada in mezzo all'area. Mani di Volpe addosso a Tremolada, ancora fallo. 17 secondi per tirare il Seregno. Vediamo Tremolada, Piazza, Febbo sulla sinistra, la butta in mezzo, rimpallo innocuo che anzi fa ripartire Breganze, si spezza la trama possibile. 2 contro 1 del Seregno, Febbo, il tiro, gol! Ed è gol! 20 e 59, contropiede, 2 contro 1, Febbo appoggia Piazza, 1 metro alla sinistra, mezzo all'area, alla sinistra del portiere, diagonale che non perdona, 1-1. Si comincia a giocare ora, quindi dopo 21 minuti si comincia a giocare ora con il punteggio di nuovo in parità, anzi non di nuovo in parità, come lo era stato solo pochi secondi all'inizio di questa partita. Uno a uno dunque, vediamo. Allora abbiamo assistito a un time out che non abbiamo capito da chi è stato chiesto, tra l'altro, perché nessuna delle 2 luci al tavolo si è illuminata, però ci stava bene per raccogliere le idee e ripartire. Era di Breganze il time out, ecco, questo scopriamo adesso e ve lo diciamo nel caso vi fosse rimasta la curiosità. Breganze cerca di riproporsi, ancora i veneti alla ricerca sistematica della provocazione su Alberio. Volpe, Alberio libera, riparte Cirino, 3 minuti da giocare. Alberio in angolo, su di lui Volpe, Alberio appoggia su Cirino, Tremolada, Cirino, vediamo
si gira, libera il suo avversario, la butta in mezzo, non ci arriva per un niente Alberio. Manca la deviazione Alberio per un niente. Ottima l'azione di Cirino. Meno ottimo questo appoggio all'indietro. Momento di confusione, vediamo se Battaglin con Giovanni Tagliapietra riesce a fare qualcosa di più ordinato. Un tiro, niente di clamoroso, ma almeno un tiro ordinato. E vediamo le ultime fasi di questo primo tempo. A tratti gradevole, a tratti confuso. Fiazza all'indietro per Tremolada, vediamo se tira Tremolada, il tiro di Tremolada non trova la porta, la palla poi si appoggia nella tasca dietro la porta, sarà quindi ingaggio, palla contesa, esce Seregno dalla palla contesa, ma la trama si sviluppa lentamente, riparte Breganze, sbaglia Giovanni Tagliapietra, Fiazza da solo la sua conclusione, la parata di Giovanni Tagliapietra, di Giuseppe Tagliapietra, scusate. 1 minuto e 06, non c'è tempo per molte azioni. Vediamo, questa è una manovra di Seregno, Tremolada, torna indietro, ultimo minuto, Cirino mantiene la pallina, Tremolada taglia Fiazza ma con un secondo di ritardo, allora la pallina va su Alberio all'indietro, Fiazza tenta una conclusione improbabile, Giuseppe Tagliapietra non ha difficoltà a disimpegnare per i compagni. Vediamo se Breganze giocherà l'ultimo tiro, no? Volpe affretta la conclusione, ancora contropiede del Seregno. Il tiro di Fiazza. Tremolada si lamenta perché aspettava l'assist. Cirino, la conclusione di Cirino. Ancora Tagliapietra, doppia occasione per il Seregno in questi secondi finali, ma l'ultima azione forse di Breganze no. 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, finisce così. Dunque finisce così e dopo 25 minuti Seregno e Breganze vanno a riposo con una rete per parte, partita a tratti veloci, a tratti un po' confusa. E adesso nell'intervallo invitiamo gli amici a casa a restare in linea perché si potrà assistere a un'esibizione della squadra agonistica di sincronizzato, la sezione pattinaggio del Seregno 2012, che a metà febbraio ha partecipato al campionato regionale gruppi spettacolo e sincronizzato ed si è classificata vice campione regionale di Lombardia. La squadra è classificata quindi per il campionato italiano che si svolgerà con Conegliano Veneto domenica prossima. Dunque vi lasciamo all'esibizione del Precision Dream Senior con il numero di gara Fighting for the Peace. Buona visione!
Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme. Eccoci dunque per il secondo tempo di questa partita dell'11ª giornata del campionato di Serie A2 tra Braganza e Seregno. 1-1 il punteggio dopo un primo tempo a volte gradevole, un po' confusionario. Vediamo che le squadre ripartono col medesimo ritmo. Seregno con in pista Dimone, Tessarolo, Cirino, Fiazza e Febbo. Braganze a Giuseppe Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, Battaglin, Costenaro e Volpe. Vediamo che sarà Braganza a gestire la prossima azione. Battaglin, Costenaro contenuto da Febbo. Non è facile da contenere il numero 88 Veneto perché ha un fisico decisamente imponente. Ecco che tenta di girarsi Costenaro in area. Dimone non si fa sorprendere e riparte il Seregno. Fiazza, Antonio Tagliapietra contrasta Fiazza, brutto il disimpegno di... ed è gol dopo 1 minuto e 15 secondi. Fiazza incalzato da Antonio Tagliapietra ha sbagliato il rinvio. Costenaro è stato lucido a servire lo stesso Antonio Tagliapietra che da 2 passi ha castigato Dimone. Dunque ancora salita per il Seregno. Vediamo il tiro di Cirino, la parata di Giuseppe Tagliapietra. E riparte Braganze. Un errore in disimpegno sul pressing veneto, l'errore in disimpegno del Seregno ha determinato la seconda rete veneta. Veneti ancora in attacco, Febbo ora spezza la manovra offensiva, 2 contro 2 e il capovolgimento di fronte. Febbo va a infrangersi contro i difensori. Ma si scioglie nel nulla anche l'azione veneta. E ora Cirino appoggia all'indietro per Fiazza. Reagisce con la maschera Tagliapietra, il tiro di Tessarolo viene contratto,
facile per Tagliapietra. L'imprecisione dell'azione veneta salva il Seregno, ma è ancora Breganze in avanti. Costenaro contenuto da Cirino questa volta, all'indietro per Volpe, Antonio Tagliapietra, Battaglin dietro la porta, ancora Battaglin, all'indietro per Volpe, la butta in mezzo, la palla danza pericolosamente davanti a Dimone, ma Seregno esce anche col beneficio dei 45 secondi e riparte Seregno. Cirino, Fiazza, Febbo, per linee esterne la manovra del Seregno, impreciso Cirino ma recupera, Fiazza potrebbe tirare, lo fa, la deviazione fa uscire la palla dalla traiettoria della porta e poi c'è un fallo, anzi una contesa che sarà tra Costenaro e Cirino. Recupera Febbo, Febbo ha davanti a sé Tagliapietra la meglio, Tagliapietra si invola dietro la porta, difficile da contenere dal Tagliapietra, un pattinaggio molto veloce, già un paio di scatti gli hanno consentito di andare via. Fiazza, Tessarolo, il gambale di Tagliapietra ferma tutto, Tessarolo si era aperto un varco, ancora Tessarolo, appoggia per Fiazza che sale, prova il tiro Fiazza, la butta in mezzo e non riesce a pungerla con la forchetta. Febbo, contropiede di Volpe, la parata di Dimone che riesce anche a rilanciare, troppo lungo per Fiazza, molto reattivo Dimone. Antonio Tagliapietra riesce a tirare alto, ancora palla in mezzo all'area del Seregno, non esce, finalmente Dimone la sospinge verso Tessarolo, Tessarolo si incaponisce in un'azione con poca aria e perde la gestione della sfera. Tessarolo, Costenaro, contenuto da Fiazza, Costenaro si libera, usa molto bene il fisico Costenaro, Tessarolo azione personale, manca l'ultimo minuto, palo clamoroso di Volpe, a Dimone battuto, palo clamoroso di Volpe, molto vicino al Breganze alla terza rete, diagonale di Volpe. Adesso è la conclusione di Cirino che prende il palo esterno, meno clamoroso di quello precedente sull'altro fronte, però Febbo contrasta troppo ruvidamente Battaglin, fino a un certo punto era regolare, poi Battaglin ha resistito e Febbo ha commesso l'irregolarità. Momento pulitura della maschera per Pippo Dimone, quindi pausa a beneficio del portiere. La pausa è l'occasione per gli allenatori per impartire qualche istruzione volante.
Costenaro a lezione della panchina, ora riparte Costenaro. Volpe si propone in mezzo Battaglin, spezza la manovra Seregno, ma ancora Costenaro. Costenaro butta la palla lunga a Costenaro, non c'è nessuno. E allora riparte il Seregno con Fiazza. Fiazza a testa bassa, la butta in mezzo. Il rimpallo favorisce il comodo intervento di Tagliapietra. Ancora Seregno. Tremolada sceglie di non affrontare l'avversario, imposta l'azione, il tiro di Tessarolo centrale, libera Tagliapietra. Volpe in mezzo, sbroglia Fiazza, 3 contro 2, vediamo 3 contro 2, il tiro di Febbo. Il tiro di Febbo si perde all'esterno, ma è ancora Seregno. Tenta l'alza e schiaccia Febbo, troppo traffico, Battaglin in mezzo al traffico, la sua conclusione è alta, alto ribaltone, vediamo se la palla arriva a Tremolada, no, e Tremolada commette il fallo che con molta furbizia Battaglin è andato a cercare, perché si è frapposto esattamente là dove poteva solo essere travolto. Un po' di mestiere in questo giocatore, mestiere sano, ci mancherebbe. Cerca e trova il fallo, e ancora Breganze. Febbo e Costenaro, duello rusticano, vince Febbo. Fiazza, accelera Fiazza, la butta in mezzo, Tagliapietra risolve, contropiede, 2 contro 1 di Breganze, arriva rimorchio Volpe. È da solo Tremolada su questo capovolgimento di fronte. Cerca un fallo e non lo trova. E commette una vera sciocchezza. Una protesta plateale che non serve esattamente a nulla. E si fa espellere. Cartellino blu per Tremolada. Il modo oggettivamente meno utile per impegnare un cartellino blu. Tremolada ha cercato un fallo. L'arbitro ha avvisato una normale irruenza di gioco. E Tremolada si è risentito in maniera plateale, complessivamente condivisibile l'espulsione. E ora vediamo Dimone contro Battaglin rasoterra alla destra di Dimone. La rete di Battaglin dunque 3-1 per Breganze. E ora per Seregno la salita si fa anche un pochino più ripida quando ci sono circa 16 minuti da giocare. Grave però l'ingenuità di Marco Tremolada. Vediamo Fiazza, la conclusione di Fiazza, la parata di Tagliapietra. Ancora Seregno in velocità.
butta palla in angolo Breganze, è entrato Alberio, Cirino Fiazza, Febbo, sarà time out fra poco. Piazza tenta la conclusione del Alberio, rimpallata, tenta poi di attivare Cirino, non ci riesce. Vediamo se riesce a ripartire Breganza, si distende in velocità. La conclusione in mezzo di Barbieri, pallina che esce. Seregno non è veloce a riposizionarsi in attacco. E Costenaro commette fallo su Alberio. Time out chiesto quindi dalla panchina, quando manca, panchina del Seregno, mancano 15 minuti, Breganze è avanti 3-1, vediamo se Seregno saprà reagire psicologicamente al colpo del 3-1, maturato in una condizione molto particolare. Certamente sono i peccati di gioventù, quello di Tremolada. Si riparte dunque, si riparte con Seregno in attacco. Piazza in mezzo! La palla deviata da Cirino rimbalza sulla traversa, poi ricade, Tagliapietra la nasconde, quasi gol per il Seregno e ora sarà contesa sulla destra, contesa per cui alla meglio Breganze. Seregno che stava per accorciare le distanze, davvero pochi centimetri hanno separato la pallina di Cirino dall'ingresso oltre la linea. Breganze in avanti, si gira Battaglin. Cirino recupera, contrasta e recupera, vediamo l'argentino ora appoggiare a Febbo, Febbo cerca l'1 contro 1, Febbo elude l'avversario, Febbo elude un avversario e mezzo, quasi 2, manca proprio niente all'ingresso, alla conclusione efficace, proprio niente. Ancora Seregno, fallo piuttosto ruvido di Costenaro su Alberio, semplice fallo secondo l'arbitro, colpo in faccia probabilmente ha preso Alberio. Ruvido l'intervento di Costenaro che va a spiegarsi. Abbiamo detto che Alberio sembra destinatario di un trattamento particolare questa sera. L'arbitro però a 1 metro ravvisa il semplice fallo e assegna la palla al Seregno. Alberio cerca, chiama Piazza Arreta per aprire il gioco, si verticalizza Alberio, tenta la conclusione, spettacolare intervento di Tagliapietra, forse non difficile ma assolutamente spettacolare da vedere.
Cirino la butta in mezzo, Alberio non arriva di un niente. Fiazza per Alberio, in mezzo per Cirino, lo contengono i veneti con le buone o con le ruvide e riparte il contropiede. Battaglini, fermato Volpe, lanciato a rete con la forza di volontà tiene il Seregno il risultato. Ora riparte Febbo a testa bassa al Seregno, fallo di Costenaro, nono fallo di squadra per i veneti. Un po' di nervosismo nei giocatori in maglia rossonera e allora Tiella dalla panchina chiama time out. Time out dunque, 12 minuti da giocare, Seregno a testa bassa. Dodici minuti da giocare, abbiamo preso una pausa anche noi, una partita che richiede molto fiato al telecronista con i frequenti camionetti di fronte. Un po' di ruvidezza in questo secondo tempo. E vediamo se negli ultimi 12 minuti Seregno ha preso ad attaccare a testa bassa, vediamo se i giocatori padroni di casa riusciranno a riaprire la partita o saranno i veneti a gestire la situazione. Costenaro è andato in panchina dopo 3 falli consecutivi, l'allenatore ha deciso di dargli un po' di fiato. Pronto per la conclusione Battaglini. Recupera Alberio solo per un attimo. Battaglin, taglia pietra. Barbieri. Cirino toglie la pallina a Barbieri, riparte Fiazza. La conclusione di Fiazza centrale, preciso tagliapietra, ancora Seregno a testa bassa, Febbo, Alberio gira la porta, sbaglia l'appoggio, riparte Volpe, tagliapietra, la conclusione gol, contropiede concluso in maniera efficace in diagonale da destra a sinistra, contropiede 2 contro 1, Volpe chiama su di sé il difensore, appoggia tagliapietra in questo caso Giovanni, che pesca l'angolino e siamo 4-1, momento pesante per il Seregno che nel momento di maggior sforzo ha subito il contropiede. Seregno che però ha subito l'occasione per riportarsi in carreggiata. Quello di Battaglini era il 10° fallo di squadra, quindi sarà tiro diretto. Febbo contro Giuseppe Tagliapietra. Vediamo Febbo. La conclusione di Febbo, gol! Ottima esecuzione di Febbo. Il portiere
Il portiere avanza e si sdraia. Febbo centra la parte inferiore della traversa, la palla entra. 4-2, partita chiusa e riaperta in un secondo, ma sono ancora due le distanze di vantaggio da amministrare per Braganza, 2 le distanze da recuperare per Seregno. Cirino, Fiazza, ancora Fiazza, Cirino in questo momento tenta di riaprire per Alberio. Cirino tenta la conclusione, Cirino, la parata di Giuseppe Tagliapietra serve per riaprire la strada ai suoi, recupera Seregno, contropiede, 2 contro 1, Febbo non ci arriva, un po' di frenesia in questo contropiede. Eccolo qua, secondo cartellino blu, Febbo reclamava un fallo, l'arbitro ha fischiato un'infrazione al giocatore seregnese, il giocatore seregnese ha protestato in maniera plateale e l'arbitro gli ha sventolato il cartellino blu. Cartellino blu anche questo da evitare però. Decisione non condivisibile in assoluto quella dell'arbitro, ma certamente la protesta plateale era qualcosa di cui non si sentiva il bisogno. Adesso la panchina sta parlamentando con l'arbitro. Segno costretto a giocare con 3 uomini di movimento. Ancora un momento di conferenza in panchina. Quindi palla a Braganza, Seregno in inferiorità numerica per 2 minuti. Braganza gioca per linee esterne, Tagliapietra, Volpe, Tagliapietra, Battaglin, la sua conclusione, fuori. Ancora di distorsione di ginocchio, o se è un colpo. Brutta sensazione, vediamo. No, è un colpo. Forse è un colpo. Effettivamente è caduto male Cirino, potrebbe aver girato male il ginocchio. E quindi viene il momento di Luca Vaghi. Viene il momento di Luca Vaghi. Deve essere il suo esordio in Serie 2. Classe 2008, giusto? 9? 2009. Grande speranza dell'hockey seregnese. Gettato nella mischia in questo complicato finale. La conclusione di Fiazza, la parata di Tagliapietra, ancora Fiazza. Fallo della difesa su Fiazza. Parte velocemente il Seregno. L'emozione tradisce subito Vaghi.
Solo incoraggiamento però per un ragazzo di 15 anni messo in pista di un frangente non dei più semplici. Breganze ora amministra. Battaglin Barbieri, Barbieri solo davanti a Dimone, Dimone alla meglio, la palla di Battaglin colpisce al tronco Alberio, pallinata di Battaglin sulla spalla di Alberio, tanto pallina recuperata dal Seregno. Tremolada, Alberio, Fiazza, Tremolada, Fiazza all'indietro Vaghi, tenta la conclusione Vaghi, la parata di Tagliapietra, senza paura Vaghi a fare in questa conclusione. Breganze in attacco, sbroglia Tremolada, Alberio, Fiazza, controllo difettoso di Fiazza che però rinviene, tenta la conclusione, para Tagliapietra che riapre su Barbieri. Barbieri contenuto da Fiazza che poi gli toglie la pallina, ma subentra Battaglin. Ancora Barbieri, 6,45 da giocare. 3 gol di vantaggio per Breganze. Seregno che in questo momento ha perso Cirino per infortunio. Non è una perdita da poco. 6,25. Rallenta il gioco Breganze. Dimone ferma la trama offensiva dei Veneti. Fiazza troppo lento nell'uscire dalla metà pista, perde malamente la pallina. Tagliapietra Giovanni solo davanti a Dimone, non trova la porta. Volpe per Barbieri. Ed è il 6° gol per Breganze. 6° gol per Breganze, momento di sbandamento della difesa del Seregno. Giocatori del Seregno ora riuniti attorno a Dimone, cercano di rimettersi in bolla, come dicono gli ottimi falegnami. Vaghi, Alberio addosso a Tagliapietra, Vaghi dietro la porta, Vaghi senza paura. Tagliapietra, Costenaro, Tagliapietra, riparte ora il Seregno, Fiazza la butta in mezzo ed è ancora preda del portiere veneto che poi la nasconde e sarà contesa alla sua sinistra. 5-10 da giocare. Tremolada, la conclusione di Tremolada, non trova la porta, il tap-in di Tremolada, l'intervento di Tagliapietra. Gioca oramai solo con la spinta dell'orgoglio Seregno. È Breganze a gestire. Volpe
perde la pallina Volpe, gliela toglie Vaghi che riparti. Alberio, Vaghi, zona tiro per lui, Alberio non controlla adeguatamente, recupera, lotta Alberio, equilibrio precario però riparte Breganze, equilibrio precario anche dei Veneti, 4-30, 4 gol che la differenza di punteggio tra le due squadre. Piazza per la conclusione, gol! Tiro da 3/4 pista di Mauro Fiazza. Si apre completamente la difesa al suo cospetto. La pallina rimbalza davanti al portiere, si insacca, 6-3, la rete di Mauro Fiazza. Frazione a centropista, sarà ancora palla per il Seregno. Fiazza ci riprova, gol! Quasi da centropista, diagonale, sul palo lontano, Mauro Fiazza. 2 gol in 10 secondi forse. 2 gol in 10 secondi, incredibile. È una partita che sembrava destinata ad altro, improvvisamente vive un momento di svolta. Mauro Fiazza, 2 gol dalla distanza in 11 secondi. Vediamo se questa marcatura servirà ad articolare il finale in una maniera che forse non ci aspettavamo fino a 11 secondi fa. Cambiano velocemente le cose dell'hockey. Si riparte, Breganze. Recupera segno Alberio. Alberio, Vaghi, Fiazza. Fiazza. La conclusione di Fiazza, molto lontano dalla porta, Tremolada. Fiazza la butta in mezzo, la deviazione di Tremolada non è precisa. In affanno la liberazione del Breganze. Momento di dibattito dell'arbitro col tavolo. Forse un problema sulla gestione del cronometro dei 30 secondi, dei 45 secondi. 3:33 da giocare. Mischia davanti a Tagliapietro, la palla esce. Recupera ancora Seregno, Alberio. Fiazza tenta di buttarla in mezzo, in 2 lo contrastano, riparte Costenaros davanti a sé Vaghi, lo contiene Vaghi, Alberio, la sua conclusione, rimpallata ancora Alberio, liscia la palla Alberio, riparte Breganze che ha buttato dentro Grazian. Costenaro di Mone lo neutralizza, 2:47. Grazian, ecco Grazian. Recupera la pallina Vaghi, lancia verso Alberio per Tremolada. A distanza avvicinata non trova la porta Tremolada, ancora Seregno.
Fiazza, la conclusione rimpallata questa volta, la palla finisce al bar dell'impianto, c'è la deviazione, sarà ancora Seregno, 140 secondi, la nostra voce molto provata da questo finale. Alberio, Fiazza tenta di proporsi, Fiazza, ancora Fiazza, vediamo la conclusione, taglia Pietro, la pallina è lì, l'infrazione è questa volta di Braganza, ancora Seregno, ultimi 2 minuti, Fiazza la butta in mezzo, esce in qualche modo Braganza che ora si distende in contropiede, Giovanni Tagliapietra, lo rincorrono in 3, gli tolgono la pallina, molto finale rinunciatario di Braganza che non affonda i contropiedi. Cade scontro tra Alberio e Giovanni Tagliapietra, nell'impeto prende un colpo Giovanni Tagliapietra, colpo alla schiena per Giovanni Tagliapietra, non sembra nulla di grave, si rialza il giocatore numero 27, insorge la panchina del Braganza per questa azione, deve uscire Tagliapietra e al suo posto Antonio Tagliapietra. 1:28. Minuto e 28, Costenaro lancia dove non c'è nessuno, recupera Alberio, lancia Alberio verso Tremolada cerca di servire Maghi a rimorchio, la pallina non arriva, Costenaro gira dietro la porta e fa correre il tempo, Tagliapietra, Costenaro, gioca con l'orologio Costenaro, perde la pallina, la recupera Tremolada, Fiazza! Miracolo di Tagliapietra! Tagliapietra forse salva il risultato. La conclusione di Tremolada debole, arriva ancora Tagliapietra. Mischia in mezzo alla pista, tira Luca Maghi, ancora Mischia davanti al portiere che libera in qualche maniera. Succede di tutto in mezzo all'area. Graziano frana su Tremolada. L'arbitro dice che va bene così. 30 secondi. Fiazza, 10 secondi, Fiazza, Alberio 5 secondi e finisce qua, e finisce qui. Dopo 50 minuti di corsa, agonismo, frenesia, un po' di tutto, Braganza conquista la vittoria per 6-4 contro Seregno. La partita che ha regalato anche emozioni importanti, le reti per Braganza, uno Antonio Tagliapietra, uno Giovanni Tagliapietra,
2 Battaglin, 1 Barbieri e 1 Volpe per il Seregno, 3 reti di Mauro Fiazza, migliore dei suoi, senza nessun dubbio, una rete per Edoardo Febbo. Partita con ancora un po' di elettricità in pista, Volpe ha ancora qualcosa da dire alla panchina del Seregno. Non si sono ancora scaricate le batterie di questa partita. Momento di Parlamento ancora al tavolo, Breganze rientra nello spogliatoio. Breganze rientra nello spogliatoio, Seregno rimane ancora un attimo per ricevere il meritato saluto dei propri tifosi. Direi che è tutto qui da Seregno per questa 11ª giornata di campionato. Breganze batte Seregno 6-4. Amici di Hockey Pista, ci vediamo per i prossimi appuntamenti.